Dicevo, non parleremo di Tokyo Game Show. In diversi mi hanno scritto dopo la notizia che annunciavamo i contenuti di questa puntata del cortocircuito, perché non parlate del Tokyo Game Show? È una bella domanda. Storicamente abbiamo sempre parlato della conferenza prima della copertura. In realtà, cioè, il caso vuole che c'è stato un 7 settembre epocale, quindi PlayStation Meeting, conferenza Apple, abbiamo preferito dare vantaggio a questo. Oltretutto, anche perché settimana prossima non è che mancheranno le live, ci sarà martedì la live della conferenza pre-TGS di Sony, cioè questa persona qui senza capelli commenterà la live. È stato fortunatissimo che hanno annunciato che ci sarà il commento in inglese, quindi te la sei cavata perché sennò rischiavi di tradurre dal giapponese. Mi ricordo la conferenza dell'anno scorso che è stato... E mi sono attirato tantissime critiche perché secondo me era stata una conferenza, mi sembra di un'ora e mezza, forse anche un'ora e tre quarti, di titoli giapponesi moltissimi, veramente roba interessante per un pubblico così. Spero che quest'anno facciano una roba un po' differente, se devo essere sincero. Cercherò di ridurre a zero i commenti sulle qualità dei giochi, visto che l'anno scorso mi avevano massacrato. Ah, tu non capisci il valore di Sandomaku 4560 crossover. Non mi toccare Sandomaku, esatto, 75, per cui 40. Eviterò. Diciamo, però e poi giovedì e venerdì soprattutto torna cortocircuito, ci saranno live da 3 ore. Ci teniamo liberi. Con il buon Marco Perai, Aligi Comandine e Stefano Bocchierai. Esatto, in cui ci saranno le solite cortocircuito speciali, le solite puntate speciali legate a Tokyo Game Show. Tokyo Game Show, ci saranno dei collegamenti con noi che saremo lì a Tokyo, time zone permettendo. Esatto, perché ricordiamo quant'è? Più 9 ore alla fine avete fatto? Più 8000 ore, sì, più tante ore. Più tante ore. E classica puntata dalle 15. 15-18, 15-17, stiamo valutando perché ovviamente il Tokyo Game Show è un terno all'otto ancora più grande della Gamescom, nel senso che potrebbe non esserci veramente nulla, così come potrebbero esserci un po' di cose interessanti. Sì. Per quello decideremo più avanti. Sicuramente segnate già, martedì mattina, mi sembra alle 9, sia la conferenza Sony, che seguiremo live tradotta come sempre. Giovedì e venerdì invece dalle 15 alle 18 presumibilmente la copertura del Tokyo Game Show. Yes. Direi, abbiamo detto abbastanza. Sì. Iniziamo a parlare di PlayStation e lo facciamo, non so se sei d'accordo con me, da subito con l'ospite, lo facciamo entrare in corsa. Secondo me possiamo chiamarlo anche subito. Avevamo ovviamente Aligi che è appena atterrato questa mattina, eccolo qui dietro, atterrato questa mattina da New York, dove ha seguito per noi il meeting, ha fatto veramente una toccata e fuga devastante, e se non sbaglio sei tornato da Francoforte un paio d'ore fa. Non sbagli. Infatti vedo le occhiaie in 4K. Mi sentite, ragazzi? Sì, perfettamente. Sì, no, ho il jet lag nell'anima, ho il jet lag anche nell'anima, però è stato un viaggio abbastanza tranquillone perché Sony c'ha i big money e ci ha mandato con la business, quindi diciamo che è stato molto più rilassante di quanto mi aspettassi. È stato un bel evento, un evento molto ben organizzato, meno spettacolare di quanto molti si aspettassero, perché noi siamo arrivati là con tutte, sapete che c'erano 2000 rumor di NeoGAF, nuovi giochi, Red Dead Redemption 2, sì. Jack, squillo di lusso, e invece è arrivata solo la PlayStation Sandwich, che l'hanno presentata, tutti se l'aspettavano ed è stata comunque interessante, però per svariate motivazioni, perché inizialmente eravamo tutti increduli, ma proprio increduli perché guardavamo i filmati e dicevamo vabbè, ma non ci crediamo che riesca veramente a fare una roba del genere. Poi però l'abbiamo vista in azione e la console ha chiaramente delle mancanze a livello di potenza per sfruttare al massimo quelle che sono le caratteristiche grafiche di questa generazione, ma il colpo d'occhio è impressionante, ragazzi. Perché tu l'hai provato tutto ovviamente con televisori 4K, ti hanno fatto provare? Sì, tutto con televisori 4K. Cos'erano? Giusto per domanda, erano dei Bravia o comunque degli LG? Perché per esempio io da Colonia tutta la roba Nvidia era tutta su televisori e monitor LG. Non so se ti ricordi. Non ho neanche guardato la marca, Pier. Vabbè, non fa niente, era giusto così, per curiosità. Era giusto per curiosità. Sono andato tipo a bomba subito dopo che avevo fatto il live con voi, perché poi ho scoperto, vi avevo detto che non li avevo trovati, in realtà erano di sotto, in uno stanzino, con tutti i giochi nuovi.
E quando li ho visti praticamente ho fatto una sorta di rush tra gli sviluppatori a chiedergli ditemi tutto quello che potete dirmi sul gioco, che normalmente era no comment in Esatto. generale, però almeno sul frame rate e altre robe siamo riusciti a parlottare, ho tirato fuori qualche info, infatti ci sono tutte le Esatto, anteprime sulla- infatti direi di non dilungarci troppo sul riepilogare Esatto. per l'ennesima volta quello che hai visto e sentito, perché comunque ricordiamo Mm. ai ragazzi che su multiplayer c'è veramente il mondo della roba, ci sono speciali su PlayStation, gli articoli di prova di tutti i giochi. Ti sto guardando, Vincenzo, perché Sì, puoi sì, continuare sì, sì. te l'elenco. Che altro c'è su PlayStation? Dei video? Ci sono assolutamente video, ci sono assolutamente articoli anche dedicati ai giochi. Se proprio siete dei pigroni che non hanno avuto modo di leggere tutti questi articoli, ma vogliono una cosa veloce per recuperare, intorno alle 18 o poco dopo, comunque nel tardo pomeriggio, arriva un video sulle 10 cose da sapere, insomma un riassuntone in 5 minuti di tutto quello che c'è da sapere su PlayStation 4 Pro. Ah, c'è tutta la sintesi video della conferenza se volete rivederla, comunque c'è tutto quanto, per cui io partirei subito con proprio un po' di dibattito, nel senso che io purtroppo per fortuna ero a farmi il bagno, per cui ho seguito il più possibile quello che è successo, però tutto il fastidio, tutto il dibattito l'ho dovuto fare praticamente con me stesso, perché i miei compagni di viaggio non erano proprio i migliori per poter discutere di PlayStation Pro. Sì, anche perché mi sa che se gli rompevi le balle agli altri di PlayStation Pro in vacanza Esatto. probabilmente ti affogava in acqua. Tra l'altro non voglio raccontare quel pomeriggio dalle 19 alle 22 quella sera con il cellulare messo di nascosto dappertutto per non far vedere che stavo seguendo le conferenze mentre ero a cena con... Nulla, Esatto, sto mentre ero a cena giocando con persone. Snake. È stato abbastanza complesso, ma ci sono riuscito. Per cui ecco, finalmente posso tirar fuori il mio fastidio. Io ho due grandi fastidi. Mhm. Il primo voglio sentire Vincenzo Mancaligi. Allora, e ne parlerò sicuramente nella peer polemica, faccio già teasing in proposito. Perché fare una versione restyling slim a 300 euro e la versione Super Pro Mega Galattica a 400? Nel senso, 100 euro di differenza. Ma chi realmente fanno la differenza? Cioè, come può uno consigliare fatti la slim invece della Pro? Nel senso, io potevo capire la metà, 200 e 400, 250 e 400, ma con una differenza di prezzo così stretta, perché uno dovrebbe comprare la streamer, anche se non ha il televisore 4K? Vai Ali, prima tu. Vado prima io? Ok, guarda, secondo me in realtà hanno cercato di equilibrare a livello marketing un taglio che potesse sembrare comunque sensibile all'utente medio, perché 100 euro sono comunque 100 euro, ma al contempo proporre un prezzo che gli permettesse di guadagnare dei bei dindini comunque sull'hardware piazzato. Quindi hanno fatto i loro calcoli e hanno secondo me calcolato che a 300 euro quelle console, considerando poi anche gli sconti interni dei rivenditori che Sì, come sì, sai ok. tendono comunque ad abbassare, sarebbe stato il prezzo di base giusto per convincere magari degli indecisi completamente disinteressati all'impatto grafico a comunque comprare l'hardware PS4 anche se in versione vecchia, perché dicono noi il taglio ve l'abbiamo fatto, lo volevate, non è strabiliante, ma comunque c'è. Se volete la PS4 non ve ne frega una minchia della PS4 Pro, potete comprarla a 300. È vero, potevano andare con una strategia molto ma molto più aggressiva, tipo tagliarlo, non lo so, a 250, una roba del genere. Io infatti avevo scommesso 2,50 dappertutto, avevo detto. Cioè, Però, capisco secondo dove vuoi me, andare, però quello che ti chiedo è, alla fine io ho una console uscita 3 anni fa, cioè io ho la versione restyling di una console che ha 3 anni sulle spalle, Certo. me la vendi a 300 euro, che per me è un prezzo che già trovavo la console sul mercato. Non è che io fino ad oggi la PlayStation Sì, sì, 4 la trovavo a assolutamente. 350, già la trovavo a 300 sul Io mercato. credo che sia semplicemente collegato ai calcoli che loro hanno fatto a livello di vendite hardware, perché la base fondamentale dell'uscita di PlayStation 4 Pro, che poi è anche la stessa dell'uscita della PlayStation 4 Slim, è che deve smuovere l'assegnazione delle vendite hardware. Cioè, tu hai delle vendite hardware al momento che sono molto piatte, perché una volta che hai una base installata così alta è difficile che salgano. Quando fai questi annunci nel periodo natalizio, dove già comunque queste si alzano, hai per forza un picco. È improponibile che tu non ce l'abbia. Prevedendo, secondo me, questo picco, loro hanno detto, sì raga, ma non gliela svendiamo, perché questi ce la comprano lo stesso. Cioè, io ho quell'idea qui.
secondo me vogliono cavalcare l'onda dell'hype, del nuovo annuncio, della gente che va a comprarsi la PlayStation 4, degli indecisi che vanno a comprarsi la PlayStation 4, e hanno tenuto il prezzo così alto proprio per approfittarne. No, può aver senso, anche se io sono più dal punto di vista di Pierpaolo, perché se ricordi io proprio non vedevo nessun senso Me di lo ricordo. acquistare a questo punto una versione slim, diciamo, economica, nel momento in cui piazzi una versione più potente. Cioè, veramente 100 euro è una forbice Sì, troppo, sono- troppo Cioè, Achillo, piccola. quello che intendo d'accordo. dirvi è proprio non dico l'uomo di strada, ma al medio giocatore, cioè che ti viene a chiedere il consiglio: mi compro la Slim o mi compro la Pro? Cioè, un conto è che costa il doppio, allora ti dico, oh, guarda, se non hai i soldi, non hai il 4K, fatti quella che risparmi 200 euro, 150. Cioè, 100 euro alla fine, mi rendo conto che sono soldi 100 euro, ma da una parte è una console che ha 3 anni, dall'altra è una console che, cioè, è meglio in tutto. Sì, sì. Non lo so, Sono Vince. E d'accordo. poi è anche un infatti- acquisto in prospettiva, perché comunque dici, chi lo sa, magari tra qualche anno questa cavolo di televisione 4K te la compri, capito? E a quel punto Magari- vorrei avere la PlayStation 4 Pro anziché la PlayStation 4 Slim. Magari, ragazzi, è anche un modo per spingere più la Pro della normale, Nel senso, è chiaro che la PlayStation Pro vuole anche essere un modo come un altro per aumentare anche le vendite poi di quello che sarà la PlayStation VR e poi di quello che saranno gli schermi 4K, in cui Sony comunque ha un mercato, a prescindere da tutto. Probabilmente loro vogliono che ci sia un passaggio maggiore verso la Pro e quindi l'hanno tirata fuori a un prezzo che è estremamente competitivo nonostante le Assolutamente. specifiche, Assolutamente. ma non hanno abbassato di molto le vecchie per evitare che molti degli indecisi, invece di passare direttamente alla Pro, decidessero di prendere la vecchia. Guarda, Potrebbe esserci anche questo questo dietro. è una valutazione interessante che tra l'altro arriva anche, vedo, da Passerotto75 che ha fatto un commento praticamente identico, cioè ha detto proprio: possibile che 100 euro in più servono a spostare il più in fretta possibile l'utenza sulla Pro invece che far entrare nuova utenza sulla vecchia. Assolutamente sì. Secondo Però, me è probabilmente che cioè, è a me ha infastidito, non te posso nasconderlo, a me ha un po' infastidito, nel senso che secondo me mi è sembrata un po' una volontà di monetizzare proprio su una componentistica che è chiaramente troppo vecchia. Cioè, non ci stanno 100 euro di differenza in componentistica. No, Questo- sono d'accordo. cioè, ce ne saranno 200 di differenza in componentistica, ma non perché risparmiano sulla Pro, ma perché vogliono guadagnare molto sulla Slim, perché naturalmente oggi Assolutamente fare la sì. Slim non gli costerà nulla. E un No, po' questa per cosa mi ha generato del fastidio. Amici86 chiede, può essere che appena esce la Pro abbassano il prezzo della Slim? Onestamente credo. Beh, però dopo dopo 2 mesi già un calo di prezzo della Slim. Secondo me i rivenditori te la piallano Lo sai che 150. sento un po' di puzza pure io. Più che altro sotto Natale magari per che le offerte. 10 Sì, novembre un esce mese la Pro, dopo. sì. Un mese dopo. Secondo me c'è proprio quella puzza. Secondo me i più grandi inchiappettati saranno quelli che compreranno quando esce il 16 da noi, il 16 settembre, compreranno la Slimmer and Lighter, come si chiama quel nome ridicolo, compreranno la Slimmer and Lighter e si ritroveranno anche per me la console che nell'arco veramente di 2 mesi almeno 50 euro li taglieranno tutti, perché Sì. cioè ti esce la console a 400 euro Super Mega Galattica, non puoi avere quella triste a solo 100 euro di differenza. A me sta roba che d'accordo. era quello che ne discutevamo. Sì. Cioè, non ha Non senso. vedo Assolutamente molto d'accordo. senso. Secondo me sarà una roba molto. Cioè, si muoverà in modo molto simile Velocissimo. come hai previsto. Pure secondo me. Sì, sì. Ma L'altro- poi, tra l'altro. Scusa, vai, no, Ali. scusami. Vai. No, cioè, secondo me questa è una cosa molto fastidiosa, ma c'è una roba molto peggiore, a mio parere, all'interno di questa conference a livello di errore comunicativo. Perché loro hanno completamente ignorato, ma proprio completamente ignorato, ciò che è il potenziale della PlayStation 4 Pro sulle TV non 4K. Esatto. Cioè, E questa qua, roba qui- bravo. E qua si aggancia, che è anche un commento, purtroppo non ho... Ah, eccolo, sempre di Passerotto, diceva infatti se avevi provato la Pro con qualche gioco su 1080. Allora- Ho trovato molto, questo era ovviamente il secondo fastidio bis in realtà, cioè hanno fatto una conferenza completamente sbilanciata sul 4K senza che nessuno potesse percepire il 4K e senza che rilasciassero dettagli precisi su questo 4K, perché ancora oggi
credo che neanche te, Ali, che stavi lì, sei riuscito a capire i giochi che rendering avevano. No, ma Invece sì, gliel'ho chiesto per tutti. considerando quello che ha detto Cerny, è praticamente scontato che per i giochi graficamente più avanzati saranno tutti upscale. Cioè, Esatto. Sì, ci si aspetta un tutti- 1800p o un tutti nuovi sono 1440p. upscaled, l'unica roba che era nativa lì era The Last of Us Remastered. Ok, la remastered. Per cui esatto, dico, hanno fatto una conferenza in cui mi sbilanci tutto sul 4K, in verità non mi dai dettagli precisi sul 4K e ignori totalmente quella che è la base d'utenza che per me devi convincere, cioè per me quei 40 milioni sono i primi che devi convincere a fare il salto, ancora prima dei nuovi acquirenti, e non mi sei venuto a dire, oh, guarda che se c'è il 1080p, finalmente vedi la l'hanno roba fatto, fluida. no, l'hanno fatto per un nanosecondo, hanno fatto vedere Paragon che prima e dopo, Però con Paragon. con dei dettagli sì. diversi. Oddio, non mi ricordo qual era un altro gioco, però... Tomb Raider con, esatto. con le variazioni. Esatto, Cioè. e però, cioè, lo hanno detto che hai dei vantaggi se la televisione è normale, non ci si sono soffermati perché è chiaro che loro vogliono spingere, almeno a livello comunicativo, il 4K come selling point, anche se è chiaro, Non è il specchietto, selling- specchietto cioè, per le allodole, esatto. perché comunque, anche per l'utenza che Esatto. non ha il televisore 4K a casa. Che è il 99% Esatto, dell'utenza, tra dice l'altro, non è... no, Sì. quella è, Sì, allora, sì. questa PlayStation 4 Pro è una chiara mossa per cominciare, per tornare a livellarsi un attimo con l'attuale generazione di hardware PC. È chiaro? Sì. Cioè, ovviamente non stiamo parlando è sempre una macchina di 399, di 399 euro barra 409 euro. Quindi insomma, non parliamo di un equivalente di un PC di fascia altissima. No, assolutamente. Però serve per accorciare la distanza che ormai diventava esagerata. Irraggiungibile, ne abbiamo parlato in tutti i modi, ormai la distanza con anche il PC più scarso era ormai, cioè non potevi pensare con la PlayStation 4, ma come con Xbox One, di farci altri 3 anni, cioè veramente da qua a 3 anni, cioè sarebbe stato un distacco allucinante, soprattutto perché, come abbiamo detto mille volte, parliamo di un'architettura che non è più come tante console fa, dove l'architettura era talmente diversa dal PC che tu potevi sfruttarla per avere un certo tot di conseguenze. Ormai è un PC a basso costo, con basse prestazioni, e quindi il distacco lo vedi molto più facilmente anche da questo punto di vista. Ali, so che volevi aggiungere Scusa per il qualcos'altro. telefono di sotto che Non mi ti è stato preoccupare, due tanto volte, si poi. sentiva pochissimo. Volevi aggiungere altro o vado avanti con il dibattito? No, volevo aggiungere un paio di robe in realtà sempre su questa cosa qui. Cioè noi abbiamo scoperto paradossalmente tutto questo dagli sviluppatori. Cioè la cosa paradossale è che una delle cose che di cui tutti parlavano prima del lancio era appunto il fatto che questa console avrebbe aggiunto le opzioni ai videogames, le opzioni su console, le opzioni Sì, grafiche. esatto. E nella conferenza non hanno detto una beneamata ceppa di questa cosa, cioè non hanno neanche per un momento elencato la possibilità di sacrificare il dettaglio grafico in favore della fluidità. Una cosa che interessava in realtà moltissimi giocatori di vecchia sì. data. Noi siamo andati dagli sviluppatori a chiedere in giro e tutti, ma proprio tutti, ci hanno detto: sì ragazzi, ma il bello di PlayStation 4 Pro è che ti permette di utilizzare le risorse della nuova console in vari modi. Cosa significa? Significa che io posso decidere di pomparlo al 4K a 30 fps o tenerlo con un dettaglio più basso e aumentare la fluidità e dare questa opzione al giocatore. E non l'hanno detto non l'hanno detto in conferenza. È una roba che secondo me non sta né in cielo né in terra, perché tantissima gente poteva apprezzare il fatto di appunto poter sfruttare la potenza a suo modo della PlayStation 4 Pro in base alle sue preferenze, e non è stato detto, cioè l'unica cosa su cui hanno pompato è: guardate quanto è bello questo gioco, che poi pare che sia anche la filosofia su cui si sono mossi parlando con gli sviluppatori, perché gli sviluppatori agli sviluppatori hanno detto: ragazzi, con questa console potete raggiungere la maximum graphical fidelity. Sì, sì. Non gli hanno detto pompate gli FPS in modo che tutto vada a 60, capite? Quindi, cioè, volevano fare la roba molto scenica, l'hanno buttata sul guardate che graficone e si sono dimenticati completamente di tutto ciò che era la roba utile per il gameplay effettivo, che secondo me è un po' paradossale, come... Cioè, non gli costava niente Allora, dare 3 minuti di conferenza con guarda, questa ti cosa qua. dico, sono d'accordo con te nel senso che potevano dire: ah, da oggi in avanti avrete le opzioni grafiche per scegliere come preferite, però
si sposa tantissimo con una cosa che, se ricordo bene, diceva Vincenzo, che noi avevamo fatto questo dibattito e dicevamo, secondo te faranno vedere più effetti grafici o più fluidità? Io dissi ingenuamente più fluidità, cioè secondo me spingeranno tanto sul finalmente i giochi girano in modo fluido, che per me da giocatore che nasce su PC sicuramente, giocare in modo fluido spesso è più importante di avere la super qualità grafica. Invece Vincenzo, che ce l'ha visto lungo, se vi ricordo bene tu avevi detto, Sì, vedrai... avrebbero puntato sulla grafica, anche perché comunque a loro interessa arrivare sulle testate di giornali non solo della stampa specializzata, e quindi cominciare a perdere tempo su, che per noi non è perdere tempo, chiaro, infatti. su cose accessorie, che per noi non sono cose accessorie, chiaro, Certo. come la personalizzazione della grafica. Boh, non hanno trovato interessante, ma loro sono stati molto vaghi su tantissime cose. Allora, in certi casi in maniera abbastanza paracula, tipo il discorso dell'HDR che magicamente arriva su tutte le PlayStation 4. Hanno detto con un firmware successivo. Eppure lì... Attenzione, perché poi ho cominciato a leggere in giro gente che ha detto quindi io con la mia PlayStation 4 che ho adesso il grande HDR come l'ho visto lì. Non è esattamente così, perché per l'HDR vero, diciamo completo, c'è bisogno di un HDMI 2.0 che l'attuale PlayStation 4 non ha, quindi attraverso una modifica software, un aggiornamento software. E non ha neanche la PlayStation Slim, tra l'altro, Sicuro? Neanche la PlayStation Slim? Non è il 2.0 No, la Slim? mi sembra che non lo Però è un mix. Vincenzo, fa finire il discorso a Vincenzo che poi ci aggiungo anch'io. No, perché semplicemente arriva attraverso aggiornamento software che permette di sbloccare, diciamo, il flusso che passa, ma l'HDR quindi non sarà completo, ma riguarderà soltanto la luminosità e il contrasto, non la gamma di colori, Bravissimo, la gamma cromatica. Che è la roba più importante per la Esatto, su cui hanno spinto loro. Non solo, perché sarà ulteriormente, vedrete che sarà qui l'ennesimo testicolo, sarà ulteriormente suddivisa la cosa, perché vedrete che PlayStation 4 vecchia ha la mancanza dell'HDMI 2.0 e ha la mancanza delle istruzioni grafiche di Polaris che sono implementate sulla Slim e sulla Pro, perché la Slim ha già un chipset che è ripensato rispetto a quello della base, per cui avremo PS4 FAT, come vogliamo chiamarla, HDR versione sfigatissima, la PlayStation 4 Slim HDR versione medio e PlayStation 4 Pro Super HDR fighissimo, per cui loro sono furbi perché ovviamente volevano dare un'immagine. Non abbandoniamo i vecchi giocatori, perché lì è dove ti giochi il rischio di pestare la cacca, naturalmente. Non vogliamo abbandonare i vecchi giocatori, daremo anche l'HDR ai vecchi giocatori, che è quello che non ha fatto per esempio Xbox One, dove hai bisogno della S e avrai bisogno della Scorpio per poter vedere l'HDR. Ma io dubito fortemente, come ha detto Vincenzo, che giocheremo, non so, a Titanfall 2 o a Call of Duty Infinite Warfare con la PlayStation 4 vecchia, con l'HDR che vedremo sulla Pro o sulla Slim. Cioè questa roba qui è proprio molto molto difficile, ma perché non ci sono proprio le istruzioni. Ci sono delle bellissime analisi sia di Digital Foundry che soprattutto di AnandTech, dove appunto il processore grafico che sta montato sulla PS4, che appartiene al Graphic Core 1.4, non al 4 che sta sulle PlayStation Pro nuove, di AMD non supportava proprio l'HDR a livello hardware, quindi dovranno fare dei magheggi che probabilmente vedrete solo quando vedrete film. Quindi, l'1.1, scusa, mi suggeriscono dalla regia, l'1.4 è l'ultimo, scusate, l'1.1. Dicevo, va detto che comunque devi avere, per poter fruire dell'HDR, devi avere anche un monitor, sì, uno esatto, schermo compatibile HDR, e considerato che comunque di schermi a 1080p HDR non credo ne esistano, 1080p non penso esistano. O comunque se esistono non sono assolutamente diffusi, comunque non credo esistano. Penso almeno il 1440p per avere l'HDR, credo. A quel punto diciamo che chi ha un televisore a quel livello lì probabilmente prenderà la Pro, capito? Cioè, quindi neanche ne stiamo discutendo. E tra l'altro appunto, se sottolineiamo, non è che se hai un televisore 4K hai l'HDR, cioè devi avere un televisore 4K con l'HDR, cioè non è una cosa che va lineare, cioè è proprio una feature aggiuntiva, quindi questa cosa è molto importante. Esatto, sono marchiati HDR proprio, quindi non è il 100%. Vorrei passare però anche alla seconda questione, quella che mi ha infastidito. Qui mi rendo conto che parliamo della nicchia, ma se ne è parlato tantissimo. Esclusione dell'uscita ottica che non hanno mai spiegato, chissà perché nessuno sa nulla, sti cazzi. L'esclusione dei Blu-ray. Diceva Masaya Sui.
Masayasu Ito, vicepresidente di Share, in intervista dice che quello che manca serve per limitare i costi, tra cui anche il grande costo dell'uscita ottica, cioè milioni di euro. tra cui anche quella un po' più significativa, chiaramente, ma anche il lettore Blu-ray 4K. Esatto. Cioè, Blu-ray 4K, altra assenza per me, cioè un passo falso gigantesco, sia chiaro, metto le mani avanti, non sono come tutti gli utenti che hanno gridato allo scandalo, perché probabilmente i Blu-ray in 4K veramente lo utilizzano lo 0,1% di chi compra PlayStation. Però mi è uscita una concorrente 2 mesi fa, Xbox One S, sul mercato che mi supporta il Blu-ray 4K. Sei colei che ha inventato il supporto Blu-ray, mi dici, mi fai mezza conferenza sul 4K con Netflix, con YouTube e non mi metti il Blu-ray 4K. Cioè, ma anche solo per proprio dire comunque c'è. Per risparmiare quanto? 2 euro a macchina? Problemi di licenze? Cioè, non lo so davvero, guarda Pierpa, cioè, ci sono un po' di mosse secondo me sconsiderate nel lancio di questa PlayStation 4 che sono per certi versi inspiegabili. Io, come ti ho detto, ho intervistato Masayasu Ito, il vicepresidente di Share, di SIE, che mi ha detto che la loro intenzione era creare in realtà una divisione tra le console per chiarificare all'utenza quale fosse il senso dell'una e dell'altra nel momento in cui l'ecosistema si faceva più complesso. Però cioè, queste mancanze qui non si capiscono, perché loro comunque stanno rilasciando una console che a livello di prezzo è più che onesta, a livello di prestazioni è più che onesta, a livello di spettacolarità è più che onesta, e gli mancano però quei 2 o 3 fattori che te la potevano far diventare realmente una potenziale bomba a livello commerciale. Per carità, non avrebbe comunque venduto la base installata che adesso PS4, però insomma sì, sono d'accordissimo. E volevo fare un'altra manciata di domande, visto... una roba, Pierpa, però sei sicuro che la PS4 Pro non ha l'uscita ottica? Sicuro al 100%? No, della Pro no, non lo so, scusa, è la della Slim, mi sono espresso male. La Pro secondo me la Slim, non ha volevo dire della Slim, so detto Pro, chiedo scusa, volevo dire della Slim. La mancanza grave secondo me era il Blu-ray 4K. Blu-ray ottico, sì. No, io dicevo della Slim... La Pro dovrebbe avere l'uscita ottica. Esatto, no, dicevo, mi faceva ridere che la Slim cioè, si è poi verificato che non ha l'uscita ottica, ma nessuno ha detto, oh, ma che vi costava rimettere l'uscita ottica lì dentro, perché è veramente ridicola. E poi assolutamente, cioè, infatti quello ho detto chi se ne frega. Il Blu-ray in 4K, ripeto, è sempre un chi se ne frega, nel senso che lo utilizzeranno veramente in pochi, però lì è proprio una questione di immagine per me. Sì, la Pro è confermata infatti l'uscita ottica. Io volevo però fare appunto una manciata di domande, già che ci siamo, mentre andiamo verso la chiusura. La prima era, c'è questo dibattito, vedo il destino fra gli altri, perché qualcuno ha detto quei 100 euro, qualcuno tra i nostri lettori, quei 100 euro fanno la differenza se fra 2 anni, quindi insieme a Scorpio o un anno dopo Scorpio, esce già la PlayStation 5. Allora, io è una cosa che proprio dico, è impossibile. Escludo completamente, ma anche perché, sempre tornando all'intervista che ho fatto con Ito, io a un certo punto gli ho detto, regà, ma che cazzo state facendo? Cioè, non chiaramente con quella tonalità lì, però, qual è il vostro piano? A cosa puntate? Volete renderle upgradabili? Avete una strategia futura in cui le console diventeranno queste macchine che si upgradano ogni tot anni? Oppure volete fare un esperimento e poi eventualmente a un certo punto dire ok, se siamo divertiti, l'ancora della PS4 la dobbiamo mollare, adesso tagliamo e passiamo a PS5. E lui si è alzato e è scappato? No, lui mi ha guardato e mi ha detto stiamo sperimentando, esatto. Stiamo osservando, non sappiamo ancora cosa fare. Ma sicuramente, ragazzi, questa è una roba... loro hanno per forza una strategia, è impossibile che non ce l'abbiano. Lui chiaramente me l'ha buttata sul corporate, però secondo me effettivamente prima di muoversi in un modo o nell'altro, cioè loro hanno due piani hanno due scappatoie. Prima di muoversi dall'uno o dall'altro lato vogliono vedere se PS4 Pro sarà un flop terrificante o un successo sopra le aspettative. Sì, ma è indubbio che noi l'abbiamo detto 1000 volte anche con Vincenzo, è una strada che per me porta necessariamente a un'evoluzione del concetto del brand console. PlayStation e Xbox, io continuo a ripeterlo, per me ci sarà un momento in cui perderanno il numero, sarà PlayStation Pro, PlayStation Lite, Xbox Pro, Xbox Lite, che ogni 2-3 anni te le aggiornano, come avviene con l'iPhone, l'iPad, che cambiano ogni volta il nome. Cioè non sarà più
PlayStation 5 che perdi la retrocompatibilità, cambi il pad, cambi tutto, cioè c'è ogni volta il salto. Diventerà ogni 3 anni, 4 anni, non si sa, e questo sarà il primo esperimento, ti esce la versione potenziata, punto. Certo. Mantieni Io compatibilità. addirittura la vedo come convergenza, cioè Esatto. a un certo punto secondo me si arriva al PC, ragazzi. Per Cioè, forza. io vedo la convergenza, perché se da una parte sta diventando sempre più intuitivo e sempre più cost friendly comunque a livello di potenza sul gaming, e dall'altro lato si fa sempre più upgradabile, sempre più complesso, a un certo punto si devono incontrare le cose, non può essere altrimenti. Tu Vince, come la pensi a questo punto No, di no, vista? sono d'accordo. Io però sono curioso di vedere cosa succederà quando effettivamente Project Scorpio arriverà sul mercato, perché a questo punto non si sa molto di Project Scorpio, ma No. ci sta che sarà una macchina molto più potente di 4K PlayStation 4 nativo Pro. su tutto. E quindi lì bisogna capire come si muoverà pure Sony, come si muoverà il mercato, Esatto. perché ti ritrovi un concorrente che ma ribalta basterà la il fatto situazione. che è più pompata dopo un anno? Boh. È quello il punto. Quello Cioè, bisogna vedere. io ho visto PS4 Pro, è vero che graficamente è upscalato, però usa quel sistema molto funzionale dove il cambio di definizione, ragazzi, è veramente impressionante, perché una delle cose che facevano furbescamente durante le dimostrazioni era proprio che avevano il pulsantino degli Certo, per sviluppatori. switchare, sì. Switchava tra 1080 e il 4K upscalato. Ora, Days Gone, ad esempio, è una roba, il cambiamento che io facevo fatica a crederci. For Honor, stessa roba. Horizon, stessa roba. La differenza di definizione è fuori di testa. E non è una roba che secondo me, per carità, il fatto che sia nativo chiaramente la renderà ancora più figa, certo. ma già Horizon si avvicinava molto a quella roba lì. Nel momento in cui tu stai lanciando queste console ancorate obbligatoriamente alle precedenti, perché sia Microsoft che Sony hanno precisato che l'intenzione è mantenere invariata la base installata e quindi non avere esclusive da programmare principalmente per ciò che erano le vecchie console, Certo. tu non puoi pensare che puntando sul 4K e sulla VR, che nel caso di Microsoft è anche Oculus Rift, che è un'altra saborgia orticante da 900 euro nei denti, possa bastare a dire vabbè, esce un anno dopo, aspetto la Scorpio, quando questi escono a Natale adesso. Secondo me. Non so che dirti, Ali, perché è un discorso veramente molto complesso, secondo me, perché sicuramente Scorpio arriva in ritardo, ma non so se forse anche Pro è arrivata troppo presto, nel senso che là bisognerà vedere. Allora, parliamo di un sacco di titoli, avremo una manciata di titoli che sono quelli che escono in autunno e secondo me sta grande differenza non li vedi, giusto forse For Honor. Avremo un sacco di titoli che realisticamente, conoscendo le tempistiche Sony, arriveranno sul finire del prossimo anno o comunque nella seconda metà del prossimo anno, quindi mi immagino un Horizon che sì, dovrebbe uscire nell'inizio del prossimo anno, però magari slitta ad ottobre e un mese dopo magari ti esce Scorpio. Comunque a giugno noi Scorpio già la vedremo, perché alle 3, se non alle 3 a ridosso, già vedremo quello che può fare. Sicuramente, anche perché dovranno pompare per avere non l'hype so, dietro. appunto, quindi non so oggi quanti fanno lo Switch, quanti sono interessati, comunque è un ulteriore potenziamento, hai il 4K nativo, cioè hai tutta una serie di... È imprevedibile. Lo so, cioè, infatti è bello da vedere che succederà. È interessante. E vi lascio, perché bisogna andare a tagliare, attenti ci allunghiamo, con una domanda che è una grossa provocazione, che stanno facendo in moltissimi, in particolare quello che ho visto che ha fatto più di tutti la domanda all'infinito. Un attimo che se la ritrovo perché volevo dire il nome della persona che ce l'ha fatta. Un attimo solo. Sono curioso di vedere se ci fanno vedere qualche gioco a questo punto al TGS. Per la PS Pro la vedo un po' difficile. Secondo me per il mercato giapponese non l'hanno neanche ancora calcolata, probabilmente. Allora, la domanda purtroppo adesso non me la riesco a trovare. Vi chiedo scusa a chi l'ha fatto, ed era: è possibile pensare che la patch di aggiornamento per tutti i titoli che usciranno era a prima pagamento, saranno a pagamento per vedere il 4K? Allora, io lo ritengo improponibile, però c'è stata un'intervista in cui hanno detto dipende dagli sviluppatori. Questa è stata c'è stata veramente un'intervista in cui, non so se era Ito o qualcun altro, gli hanno chiesto ma è possibile che ci saranno delle patch a pagamento per certi giochi per il 4K e l'HDR, e hanno detto dipende dagli sviluppatori. Ora, parliamose chiaro, questa cosa qua può dipendere da svariati fattori. Uno,
Era la 12ª intervista e Itos era un po' rincoglionito, Esatto. magari abbiamo detto una roba. 2. Il traduttore era quello che era, io ho dovuto fare le domande scandendo molto 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 bene, come diretta conseguenza magari ha capito maluccio. 3. Secondo me è impossibile, perché sarebbe tirarsi la zappa sui piedi a dei livelli allucinanti. No, penso Cioè, ci non sia un puoi girone rilasciare- dell'inferno per una roba del genere. Sì, sarebbe follia. Boh, Cioè, io nel Secondo senso me che, era- non lo secondo me so, era- sarà una cosa secondo me molto contingentata alla fine di quest'anno, quindi dal 10 novembre al 31 dicembre, diciamo, una roba del genere, che invece io non vedo così impossibile che il Call of Duty ti dirà, allora guarda, se lo prendi su PS4 Pro gira fluidissimo e tutto quanto, ma se vuoi avere il super boost grafico incredibile mi sganci 4,99. Ma attenzione, Io non- perché non anche lo- qua c'è la cosina da dire. Lo vuoi super fluido, lo vuoi meno fluido. Stanno facendo la parity a livello Sì. di fluidità obbligatoria nei titoli competitivi. Perché ad esempio For Certo, Honor, certo. che da vedere è una roba incredibile, ve l'ho detto, cioè uno di quelli che si avvicina di più al 4K nativo, lo guardi e dici mamma mia, è veramente bellissimo, va a 30 fps, va a 30 fps anche con gli schermi non 4K e va a 30 fps anche su PS4. Certo. Perché se lo fai andare a 60 fps, No, il certo, gioco sei tra il tempo avvantaggiato. di reazione, il Certo, vantaggio, certo. ti fanno un culo così. No, no, ma quello è ovvio. Però E non lo so, io non escluderei del tutto qualche pagamento. No. Cioè, le persone pagano 399 euro per la console, se devono pagare anche per avere quell'upgrade che gli è stato promesso da Sei un grande Sony, gli ottimista. fanno proprio ciaone a Sony Ma e al proprio signor con la Call of mano. Duty. No. No. Ok, allora direi che fuori di testa. veramente sullo sdegno di Vincenzo, che ci sta assolutamente, non è che dico magari lo fanno, però io ho un po' paura. Mi è sto quello il leggendo, problema. vedi, sto proprio leggendo. Direi che salutiamo allora Ali, che ringraziamo per lo sbattimento, insomma, appena arrivato da New York e tutto quanto, grazie. Figuratevi, ragazzi, piacere mio. E ricordiamo che ha Ci scritto 1 miliardo di pezzi, trovate tutto su Multiplay, eh? Ciao Ali. Ciao. vediamo. Ciao ragazzi. E passiamo di corsa al secondo argomento, che abbiamo Oh, un po' meno tempo. Io invidio un po' Aligi che adesso va a riposare. E va a dormire. Allora, io direi che possiamo fare in questo modo, per passare, invece di far vedere lo sfondo della morte, ringraziamo il nostro Jacopo, avrei detto, vi lancio qualche cosa, del tipo, perché non lanciare il trailer della Pietra dello Scandalo? Se dalla regia mi dicono che è pronto, io lancerei il trailer della Pietra dello Scandalo per riprendere un attimo fiato. Vediamo se è pronto dalla regia. Ovviamente parlo di Super Mario Run, che è la Pietra dello Scandalo. Questa era la Pietra dello Scandalo, come stavo dicendo. Allora, Vince, tu eri qui. È un bellissimo scandalo. Allora, tu eri qui seduto. Sì. Con- In realtà lì seduto. Lì seduto di fronte a me. Con Andrea in collegamento da casa. Live appena cominciata, da pochissimo cominciata, della conferenza Apple, e tutto ci aspettavamo tranne Miyamoto sul palco. Quindi sono Cioè, tanti quando testicoli, quando è tanti arrivato testicoli. Miyamoto sul palco, eravamo io e Andrea che diciamo non può, cioè, non sta succedendo davvero una cosa del genere, cioè tutto ti saresti aspettato. Tranne che Nintendo, insomma, sarebbe arrivata sul palco di Apple per presentare Mario. Ed è stata molto apprezzata come Porca cosa. miseria. Molto apprezzata, col suo franchise di punta, tra l'altro, col suo franchise più importante, che tra l'altro ha avuto la priorità sugli altri due giochi che erano clamoroso. previsti per la fine dell'anno, che erano Animal Crossing e Fire Emblem su mobile, che adesso sono spostati all'inizio del 2017, sempre dentro l'anno fiscale. Anche se c'è un dibattito in proposito, perché
Super Mario in realtà non era previsto proprio, e loro avevano parlato inizialmente di 5 titoli, Esatto. poi No. dopo sono diventati 4, quindi è possibile che uno fra Fire Emblem e Animal Crossing slitti l'anno fiscale, perché altrimenti diventerebbero di nuovo 5. C'è un po' di dibattito lì, non è ben chiaro, però Ma io in realtà sono contento che Animal Crossing e Fire Emblem si prendano qualche mese di più, perché lì spero che non ci sia uno spin-off. Cioè lì io vorrei un capitolo vuoi vero. Fire Emblem? Voglio l'Animal Crossing per mobile, voglio il Fire Emblem per mobile. Questo è l'equivalente di Rayman Bravissimo. per mobile. Un assaggio, diciamo, di quella che è poi l'esperienza completa. Infatti anche lo stile ricalca quello di New Super Mario Bros. Però questo non lo sminuisce da nessun punto di vista. Cioè, Anzi. ricordiamo che Rayman per mobile è ancora uno dei migliori giochi, non uno dei migliori runner, uno dei migliori giochi per mobile. Cioè hanno fatto un lavoro eccezionale. Tra l'altro con una trasversalità incredibile, perché lo giocano i bambini, gli adulti, uomini, donne, cioè proprio lo giocano tutti. Esatto. Proprio tutti, è il gioco perfetto per tutti, come Super Mario, cioè alla fine il concetto è quello. Però io ti ho detto, io voglio proprio, cioè, No, ma tu sei bravo. Cioè, io tu voglio sei- l'espressione, cioè Allora. tu sei lì seduto, aspetta, tu sei lì seduto, perché io ero lì a fare il bagno, tu sei lì seduto, fare il bagno tu eri lì e seduto, fare la cacca. Vai. e pensando a tutti i testicoli, pensando a quello che ha detto per anni Antonio Iodice, che me lo ricordo ancora, tu vedi la conferenza Apple che inizia con Miyamoto che sale sul palco, cioè per me è infatti è proprio una svolta epocale. Infatti cioè, è molto importante. proprio- È molto importante cioè- perché Nintendo finalmente, spinta tantissimo dagli azionisti, ha capito che deve darsi una svegliata, ha capito che non può continuare a fare concorrenza diretta al mercato Sì. mobile, perché il mercato mobile, per quanto stia andando benissimo, per quanto sia andato benissimo il 3DS, comunque ha fatto dei numeri incredibili, numeri composti da persone che non necessariamente hanno un 3DS, cioè un pubblico potenzialmente infinito. E lo fa, cioè ha cominciato ad abbracciare il mobile con un capitolo cioè con un gioco che finalmente è suo, cioè Mario è Nintendo, non è Pokémon Go che è diviso con Esatto. Niantic, con Pokémon Company, con... È sviluppato da Nintendo, questo qui a tutti gli effetti, quindi cioè, non E non ci la si vedo scappa. però lì, perché tu sei, adesso Nintendo arriva su mobile, fa i giochi mobile e smette di fare tutto il resto. Beh, no, Allora, intanto perché... aspetta. Mm. Prima domanda. Il fatto che abbia infilato Super Mario, che prima Sì. nessuno lo sapeva che esisteva, perché lei aveva detto chiaramente Nintendo che teneva fuori franchise importanti da questa prima transizione. Infatti aveva detto Animal Crossing, Fire Emblem, Mario e Zelda ne parleremo. E invece compare Super Mario Run e anticipa tutti gli altri. Quanto c'è di Pokémon Go lì dentro? Cioè, nel senso, io mi immagino che lì è proprio successo quello che continuava a dire da una vita. Che ha rosicato? No, che Nintendo ha rosicato. ha rosicato. Lì gli investitori hanno detto: avete rotto il cazzo, guardate Pokémon Go che ha fatto, dovete fare Super Mario su mobile. Sì. No, ma Ma è normale. importante, però. Lo so che è importante. Perché tu però dici è- non è che cioè, esce Nintendo NX. Ma guarda, aspetta, ma quando è uscito Pokémon Go, il giorno dopo, cioè le vendite di Pokémon per DS, le vendite dei vecchi Pokémon sul 3DS, le vendite del 3DS sono aumentate. Hanno Ma avuto un quanto picco. devi fare per raggiungere i numeri di Pokémon Go? Quanti quanto devi Pokémon normali per 3DS devi vendere Vabbè, per fare quella roba? li continua a fare, ma non possono, cioè, non possono prendere una o l'altra direzione, possono tranquillamente andare in parallelo. Coesistere. E noi ripetiamo, cioè non sappiamo ancora sto cavolo di NX che cos'è, perché poi magari c'entra qualcosetta a riguardo e permetterà anche di giocare a questi giochi qui, non lo sappiamo questa cosa qua. Tu Però non senti la preoccupazione che noi abbiamo Super Mario Run che uscirà dicembre, facciamo finta. no, facciamo finta, esce a dicembre. NX, sì, hai ragione perché è proprio dicembre. NX marzo. Esce Super Mario Run. Secondo me è capace di fare almeno quanto Pokémon Go. Cioè, secondo me sarà uno di quei giochi che magari piazzeranno a 2,99 o a 3,99 e venderà 1 miliardo di copie. Anche se quello, attenzione, perché È una discriminante. avevano detto che avevano detto che sarebbe stato premium ieri, però sul sito ufficiale, che adesso purtroppo non mi ricordo se è supermariorun.com o qualcosa del Sì. genere, c'è la descrizione che dice sarà gratuito. No, ma in realtà non penso che sarà gratuito.
Acquisti in app? No, non sono ci sicuro. sono gli acquisti in app, Per però forza. se tu vai su È scritto Nintendo? supermario.run.com c'è È scritto scritto il gioco gratis. sarà scaricabile gratuitamente. Oh, magari Ora c'è bisogna un vedere- livello. Magari ci sta un Un livello, livello, bisogna sì. vedere che cavolo ci mettono. Però ci ecco, io mettono questo dentro. volevo farti la domanda, poi chiamiamo Andrea, anzi dalla regia non so se già lo potete chiamare così Andrea... Ah, già ci sta ascoltando, allora faccio solo questa domanda, poi magari interviene anche lui. Quello che ti voglio chiedere è, tu non hai la preoccupazione che esce sta roba a dicembre, a gennaio, a febbraio salta fuori che ha fatto i soldi infiniti, esce NX, magari, si spera, con al lancio un nuovo Mario, io non ci credo, però facciamo finta che esce NX con al lancio il nuovo Mario, che vende, 3 milioni di copie, 5 milioni vogliamo fare al lancio, è sempre impossibile per me, comunque fa un decimo del fatturato di quello mobile, cioè, perché deve continuarlo a fare? Io Perché questo no? mi chiedo. Cioè, perché no? Tanto comunque la sua fetta di mercato ce l'ha. Quanto hai detto? 3 milioni? 3 5 milioni, secondo me è un numero non penso che gli grandissimo. non penso che gli facciano schifo a Nintendo quei 3-5 milioni. Però c'è di unità sviluppato una di- console. Però magari gli porti anche altra gente, cioè tu fai in parallelo, ti ripeto, fai in parallelo questo Mario Run e fai in parallelo il Mario vero e proprio per NX, tu con questo raggiungi tutti, raggiungi gli appassionati di Mario, raggiungi anche chi non ha mai giocato un Super Mario in vita sua, Sì, sì. e di quelli che tu hai raggiunto, di quei giocatori nuovi che tu hai raggiunto, magari una parte... Si compra NX. Magari una parte decide di avere l'esperienza completa, come è stato con Pokémon. Cioè, Pokémon ha dimostrato che ci sono stati dei giocatori che hanno giocato a Pokémon Go, si sono interessati e si sono avvicinati a Quant'è? Pokémon. Ho capito, però nel frattempo hai pescato anche da chi gioca Super Mario Run e stop. Cioè, secondo me si possono tranquillamente portare avanti tutti e due i mercati, considerando che poi questo, per quanto ci stia lavorando un team non secondario, tant'è che Miyamoto sta facendo da producer, se non sbaglio, ed il gioco è diretto da Tezuka, quindi parte del team del Vero. Super Mario originale, richiede un investimento molto minore, Assolutamente. capito? Perciò ti dico, secondo me non possono non andare in parallelo le due cose. Non la vedo così drastica che, ok, questo ha successo, allora non faccio più NX, non faccio più le console tradizionali, tra virgolette tradizionali. E io a questo punto tirerei in ballo se c'è Andrea, il nostro Andrea, non so se ci sta sentendo. Eccolo, lo vedo, fantastico. Ci senti, Andrea? Mi sento molto, molto bene, forte e chiaro. Fantastico. Non so se hai sentito la mia domanda e il dibattito, mi piacerebbe sentire subito te che arrivi a piedi Sì, uniti. anzitutto vi ringrazio, sono sempre molto contento di partecipare al cortocircuito, anche se è la prima volta che mi invitate, quindi è la prima volta che partecipo al cortocircuito. Ma ti sei appena svegliato? No, tra l'altro è Come? no, è bellissimo secondo me oggi, Andrea, perché ma Vincenzo chiede se ti sei appena svegliato, secondo me invece sei bellissimo oggi. No, purtroppo le occhiaie ce le ho di default, quindi c'è poco da fare, non mi sono appena svegliato. Ho ascoltato il vostro discorso, io ovviamente sono molto molto più affine con l'ottimo Vincenzino Lettera. Avete dimenticato di sottolineare una cosa, ovvero che Nintendo ha sempre, fin dal principio, detto che la sua strategia mobile era quella di utilizzare i giochi su cellulari, smartphone e tablet come cavalli di Troia per portare videogiocatori, tra virgolette, casual a desiderare di espandere quell'esperienza che su mobile sarà sempre limitata rispetto a quelle sulle piattaforme Nintendo, appunto spingerli magari ad acquistare una console Nintendo. Quindi è questo l'elemento cardine e principale di tutto il discorso che fa la casa di Kyoto, ovvero fare dei giochi belli con delle meccaniche che richiamano in maniera diretta quella dei titoli principali, ma che sono comunque esperienze ridotte, limitate, un boccone, un antipasto che, dato in bocca ai giocatori casual, gli possa far venire appetito. È molto semplice, secondo me è una strategia molto lineare e sensata, assolutamente. Perfetto. Ah, quindi per te però questa è una strategia sensata, una strategia che porta risultati, cioè secondo te Super Mario Run, che lo giocheranno 100 milioni, mo ti sto buttando un numero a caso, lo buttano 100 milioni, se tu di quei 100 milioni 1 milione o 500.000 dici, ah, mo sai che ti dico, spendo 400 euro, 60 per il gioco, me lo devo collegare alla TV e ci gioco su NX. Beh, le percentuali, queste solo il tempo ce lo dirà, e purtroppo io non ho la palla di vetro. Di sicuro è questa la loro idea, ed è secondo me un'idea che vale la pena seguire, anche per il semplice fatto che Nintendo è quella che ha più affinità per i suoi stessi prodotti con il pubblico casual, che è il pubblico che gioca su smartphone. Il Blue Ocean, di cui si parlava tanto all'epoca di Wii e che
in sintesi era una maniera elegante per etichettare i giocatori appunto casual o poco informati. È sempre stato, si è diretto, ha accolto con grande gioia, felicità e successo l'esperienza di Wii, perché i titoli Nintendo sono affini a questo tipo di pubblico. Portare i giochi su mobile, portare i grandi brand su mobile non è una novità che sta facendo Nintendo, non è niente di particolarmente innovativo, perché l'ha fatto già Microsoft con Halo, l'ha già fatto Sony con tantissimi titoli, tra cui gli ultimi Ratchet & Clank e Uncharted, ma l'efficacia di un Pokémon e di un Mario su mobile e la capacità di attrarre quel tipo di utenza e trasportarla poi sull'esperienza console, secondo me è molto molto più allineata nel caso in cui si parli di Nintendo. Non so, nel senso che trovo tutto bellissimo, il vostro punto di vista lo trovo veramente molto bello, molto a livello teorico, molto a livello concettuale, perché si basa sull'ipotesi che NX sia una console in grado di stimolare l'utenza casual che scarica il gioco gratis su mobile, perché secondo me quell'utenza lì non è più l'utenza del Wii, è l'utenza che ormai si è abituata alla roba su iPhone e su iPad e su Android gratis, che quella console lì sia così interessante da stuzzicare quell'utenza casual a fare il transito. Secondo me è una roba Guarda, non più ripetibile. È talmente ampia l'utenza casual che passa da me, te, l'utenza mobile, scusa, che passa da me, te, Vincenzo Lettera, arriva fino ai nostri genitori, ai cugini, cioè su mobile gioca chiunque. All'interno di questa enorme fetta di giocatori ci saranno quelli senza dubbio come te che si fermano lì e non vogliono spendere una lira, ci saranno quelli più informati che già ce l'hanno Wii U e magari intendono comprare NX, e c'è anche una via di mezzo di una fetta di utenza che, vista l'enormità del bacino, è piccolo o grande che sia, è comunque consistente, e questa fetta di utenza che viene spinta che gli viene voglia semplicemente di passare da giochi semplici e limitati a qualcosa di più complesso, potrebbero passare su NX a patto ovviamente che NX porti con sé un'offerta convincente e vincente. È chiaro che se dovesse ripetersi il fallimento di Wii U, perché solo di fallimento si può parlare, è chiaro che lì si andrebbe a ridiscutere un po' tutto. Anche le stesse strategie, lo stesso futuro di Nintendo nel mercato della produzione di console. Ma fino a questo punto, dando per buono il fatto che NX sia una console valida, secondo me c'è talmente una vastità di situazioni che gioco forza una fetta di questi sarà effettivamente portato a comprare la console. E questo infatti ti voglio chiedere, perché la domanda pure che faceva Aerion Troia, dal tuo punto di vista, se il progetto NX fallisce, che è quello che io continuavo a dire in tempi non sospetti, perché era quello che dicevo pure prima ci fosse questa conferenza, e ho detto attenzione, prepariamoci, secondo me Nintendo su Apple bla bla bla, fallisce il progetto NX, perché ci può essere questa ipotesi. Per te Andre, che una cosa che per Vincenzo è impossibile, per Pere è impossibile, per te Andre è possibile che Nintendo diventi la nuova Sega nel momento in cui fallisce il progetto NX? O per te cioè produce software, punto, fine, per tutto, per qualsiasi cosa. O per te dici se NX è l'apocalisse, se NX è Wii U, gli deve andare proprio Wii U. Per me gli deve andare anche peggio di Wii U. È inevitabile, perché comunque no, NX è Wii U, non l'apocalisse, Wii U. Quando infili due fallimenti hardware, il mercato il terzo non te lo concede, nonostante Nintendo abbia delle casse molto molto ricche, però io trovo difficile che dopo due fallimenti epocali ne venga fatto poi un terzo sulla stessa direzione, però veramente stiamo parlando di situazioni molto limite. Comunque Nintendo anche in questa generazione, nonostante le grandi difficoltà di Wii U, si è inventata gli Amiibo che sono un successo commerciale gigante, che gli ha portato un sacco di soldi in cassa, soldi freschi, con dei ricavi mostruosi, vendendo dei pezzettini di plastica a cifre consistenti. Lì i margini sono molto molto alti, quindi non è da escludere che Nintendo si possa inventare cose del genere. Già poi come sappiamo bene, le cifre dei titoli mobile di Pokémon Go sono assolutamente consistenti in un mercato in cui far spendere i giocatori è molto molto difficile nel mercato mobile. Quindi dovrebbe veramente succedere l'apocalisse. Se apocalisse sarà il passo inevitabile, ma
non ci scommetterei. Troppo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Vince. No, io sono assolutamente d'accordo con Andrea. Sono abbastanza, diciamo, non sono così pessimista perché comunque a fianco a un Wii U che gli è andato male, parlavamo prima di un 3DS, però, che nonostante tutto ha fatto dei buoni numeri e adesso Sì, però Nintendo è sta molto distante dal DS. quello è indubbio, ma vabbè, stanno cambiando anche i tempi, però il fatto che Nintendo stia convergendo in un'unica console e non facendo le due contemporaneamente e quindi portando tutti i suoi titoli di punta su una sola piattaforma, cioè, comincia a essere uno scenario differente. E se su mobile hai, ok, c'è Super Mario Run, su NX c'hai il Super Mario vero, qui c'hai Pokémon Go, lì c'hai c'hai il Pokémon vero, Fire Emblem, Animal Crossing, e Dio non voglia che cominciano a metterci anche l'advertising dentro che ti avverte che è uscito su Quello NX vero. quello vero. Comunque anche una microscopica percentuale dei potenziali utenti mobile potrebbe essere sufficiente per rendere NX un buon successo. È che- Sì, anche perché semplicemente la forza di Nintendo, la principale forza, quella di cui non dobbiamo mai dimenticare, sono dei brand che non hanno un paragone all'interno del mercato, non solo dei videogiochi, perché vedere Super Mario alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Rio Esatto. ti dà abbastanza il senso, lo spessore di quanto questi brand abbiano un peso non solo dentro al mercato dei videogiochi, ma dentro alla società intera. Quindi questa è la vera forza, la vera riserva nella cassaforte di Nintendo, ovvero dei brand che sono indistruttibili. È che per me quando vi sento parlare mi sembra che ragioniate come se Nintendo fosse una società che lavora di pancia e dice ah no vabbè noi dobbiamo fare la console, cioè abbiamo i brand fantastici, la gente ci seguirà sempre ovunque eccetera eccetera, quando secondo me ci sono tantissime evidenze che a comandare non sono più i designer o i creative director, ma sono gli azionisti. No, ma infatti nessuno ha detto che Attenzione, Nintendo... quando tu fai Pokémon Go è successo quello che è successo. Sali sul palco Apple e hai di nuovo le azioni che vanno al massimo di tutti i tempi, incredibili. Infatti nessuno qui ha detto che Nintendo si muove, prende le decisioni di pancia, anzi, Boh, paradossalmente Shigeru Miyamoto sul palco di Apple era la cosa più logica che potesse avvenire, proprio perché era la cosa più logica, era la cosa meno prevedibile che Nintendo potesse fare, eppure è quello che è successo. Bene. Perché dimostra che Nintendo sta imparando, Nintendo sta prendendo i feedback da considera parte degli che se utenti e degli avesse- azionisti. Se avesse preso decisioni di pancia, l'approdo su mobile sarebbe successo già 2 o 3 anni fa, perché gli azionisti spingevano in questa direzione già da un pezzo. Ma loro rispondevano non vi preoccupate che spaccheremo il culo col Wii U, poi dopo succede quello che succede e quando hai una console ferma a 10 milioni di macchine a un certo punto gli azionisti li devi sentire, cioè là subentra, secondo me la decisione di pancia loro è stato non fare i giochi su mobile in un periodo in cui tutti andavano su mobile. Quella è stata la decisione di pancia, secondo me non è stata una decisione razionale. Infatti 3 anni dopo hanno detto ok, cioè è morta la nostra console, è morto il nostro portatile o quasi, dobbiamo uscire assolutamente su mobile e sono stati secondo me costretti. Io dico la vostra aspettativa, la vostra speranza su NX, secondo me se cominciano a incasellare 2-3 giochi che gli fanno il quadruplo nel momento in cui escono, il 10 volte tanto nel momento in cui escono su mobile e costano un centesimo nello sviluppo, secondo me il passo da dire oh aspetta un attimo, facciamo i giochi su PlayStation 4, Xbox One, PC e mobile, eliminiamo il problema delle console che tanto siamo il terzo incomodo, secondo me non è più così tanto lontano questo passo. Questo è quello che voglio dirvi. Poi io sono solo che contento se rimane il terzo incomodo sul mercato, ma secondo me oggi la vedo molto più difficile con i successi avuti con Pokémon Go e che secondo me avranno strepitoso con Super Mario Run, perché secondo me rimane anche quell'elemento lì. Poi voglio chiudere solamente una domanda che voglio fare anche a Andrea, visto che l'ho fatta a te, Vince. Quando stai guardando la conferenza ed è salito Miyamoto, io voglio che mi dici cioè, come ti ha colpito la cosa proprio, cioè qual è stata la tua reazione? Beh, grande stupore perché vedere Miyamoto sul palco di una conferenza che non fosse quella di Nintendo è una novità assoluta. Però anche una strategia azzeccata, cioè anche in questo caso c'è un'intelligenza dietro da parte di due partner
che hanno deciso di collaborare. Sappiamo che Super Mario Run sarà un'esclusiva a tempo limitata, poi sicuramente senza dubbio uscirà anche su Android, perché non avrebbe senso il contrario. Certo. Però comunque c'era la volontà da parte di Apple di dimostrare di avere interesse nel mondo dei videogiochi, di volerlo supportare, cosa che finora non ha mai fatto con grande convinzione. E dall'altra c'era invece l'interesse di Nintendo di partecipare ad un evento che ha una risonanza molto, molto importante nel momento stesso in cui loro hanno deciso di non fare più conferenze e di presentarsi come assolutamente interessati all'ambito mobile e con delle ambizioni particolari, e questo messaggio non può che essere portato nella maniera migliore se non dall'ambasciatore di Nintendo. Ultima domanda secca, poi ti salutiamo che andiamo in chiusura.